Avvia oggi il convegno nazionale dell'Assemblea nazionale del FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arte e Professione. Il tema trattato, il tempo delle donne, un indicatore attuale delle sperequazioni di genere, che ha visto la presenza anche del Ministro dell'Istruzione Azzolina e del Presidente della Regione Musumeci. E noi qui oggi tratteremo il tempo delle donne, un indice di sperequazione di genere. Io quando mi sono insediata a Roma ho messo proprio come mie linee programmatiche il tempo, cioè nelle mie linee programmatiche c'era come indice di sperequazione di genere questo il tempo delle donne, perché seguendo lo Schengen europeo ci accostiamo a queste indicazioni, si vede che tuttora ce ne abbiamo purtroppo terra da percorrere, mete da raggiungere, e quindi è una tematica che secondo me affascina, è una tematica che ingloba varie voci, il potere, il lavoro, la salute e purtroppo quell'aumento che si pensava che potessimo avere in questo indice, in questo gender equality, purtroppo non c'è stato. Dal 2005 ad ora abbiamo avuto un minimo incremento. Per avere un altro valore più corretto dovremo aspettare il 2021. Siamo veramente onorati oggi di ospitare il convegno nazionale della FIDAPA. Abbiamo anche l'onore di avere la Presidente internazionale, la Vicepresidente e tante autorità istituzionali e civili. Io credo che ci sia ancora bisogno di tantissima attenzione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti uomo-donna, e mi riferisco soprattutto agli aspetti patologici che continuano purtroppo ad essere evidenti nella quotidianità, e tutti questi episodi ancora di violenza sulle donne che destano giustamente una forte preoccupazione e continuano a rimanere una grande piaga. Intanto, come socia della FIDAPA, della sezione di Agrigento in particolare, responsabile nazionale delle pari opportunità della FIDAPA, non posso che esprimere l'orgoglio per aver ospitato oggi in questa splendida cornice della Valle dei Templi il congresso nazionale della FIDAPA, che ogni anno rappresenta per il nostro movimento di opinione un'occasione importante di riflessione sui temi che riguardano direttamente la mission del nostro movimento di opinione, che si indirizza sicuramente sulla promozione delle competenze delle donne nell'ambito familiare e lavorativo, sul sostegno all'iniziativa e alla partecipazione democratica delle donne alla vita sociale, politica e civile del nostro Paese, ma anche alla lotta ad ogni forma di disuguaglianza di genere. Quindi siamo qui ad ospitare personalità importanti, tantissime donne del mondo della politica e non solo, che dialogheranno e rifletteranno con noi. Oggi la presenza del Ministro dell'Istruzione, per esempio, è un momento in cui abbiamo deciso di tributare un riconoscimento ad una donna che di fatto ha condotto un'azione obiettivamente tenace finalizzata alla riapertura delle scuole, quindi siamo particolarmente orgogliose. Francesco Pira, oggi tra i relatori al congresso nazionale della FIDAPA. Sì, proveremo a parlare del tempo delle donne, dei tempi delle donne e anche di una nuova società che è completamente cambiata, una società digitalizzata dove i pericoli per le donne, la violenza non è più soltanto fisica ma può arrivare anche attraverso la rete. C'è una nuova fase della donna come educatrice con nuove opportunità che vengono dal web ma anche con nuovi rischi. Quindi proveremo a vedere come in una società completamente trasformata la donna oggi assume un ruolo sempre più importante e sempre più significativo.